Coach, Ciao. si inizia. Sì. Sei contento? Sì. Prima squadra? Cosa il tuo sogno, insomma, per questa stagione? Sì, sono contento con tutti, i giocatori, il staff, nuovo staff. Siamo pronti per iniziare la stagione o pre-stagione. Sì, non vedo l'ora. E sei contento di questa occasione che ti viene data dal Mogliano? L'anno scorso, insomma, con la seconda squadra, quest'anno con la prima. Qual è il tuo obiettivo? Sì, sicuramente per entrare le top 4 posizioni. Sì, ho spento tanto tempo l'anno scorso con tutti i ragazzi, dalla prima squadra anche la cadetta. Quindi abbiamo tanto benissimo giocatori qua. È importante per dare esperienza in campo, fuori campo per questi ragazzi, eh, sì, per imparare qualcosa nuovo, come giochi in qualcosa specifico in campo per capire la partita specifico. Quindi sì, sono contento, non vedo l'ora per iniziare con loro. La rosa sarà composta da 40, circa 41 giocatori, però in questo periodo Sì. sappiamo che alcuni giocatori come permit player saranno a disposizione del Benetton, si alleneranno con la Ghirada, in particolare i ragazzi che hanno giocato nel mondiale Under 20 in Georgia. E anche per questo motivo, in particolare nelle prime settimane, ci saranno giocatori dell'Under 18 che andranno poi l'anno prossimo in cadetta e alcuni invitati, quindi sostanzialmente una sessantina di giocatori per rendere più completo, diciamo, questa prima fase di allenamenti. Sì, no, infatti è difficile per organizzare 60 persone, quindi per la prima 2 settimane sicuramente, forse 3, facciamo un po' gioca in generale, un po' skills fisicamente, nella palestra, anche in campo, quindi dopo forse 2 settimane introduciamo il nostro sistema, quindi forse dei giocatori invitati, forse loro Andranno via. sì, esatto. E quindi poi abbiamo la nostra squadra, la prima squadra in Project Players. Sì, e dopo Ferragosto iniziare proprio per sede amichevole. Amichevoli. Mhm. Ecco, da quanto insomma sembra, tu preferisci non far giocare la trofeo, diciamo, chiamiamola così banalmente, la Coppa Italia alla prima squadra per prevenire infortuni, no? Injury, Sì, esatto. e quindi darai maggiore spazio ai giovani, giusto? Sì, sì, esatto. Per me è molto importante non pensare solo con quest'anno o la prima squadra, ma è importante per le cadetta, le project players, l'Under 18 per esperienza. Quindi voglio usare Coppa Italia se posso, per qualche ragazzi nella prima squadra, forse dopo RTP o infortunata, quindi tornato in campo, oppure le cadetta, le project players, o anche forse Under 18 che servono esperienza. E poi abbiamo altri amichevoli, per esempio abbiamo Vicenza Primo, facciamo 2 squadre, 40-40 minuti per iniziare, poi dopo Rovigo fuori casa, sarà difficile fuori casa contro loro, ma abbiamo 2 partite, una squadra forse per la Coppa Italia, per la settimana dopo, anche una squadra per forse la nostra prima squadra. E poi durante Coppa Italia se possiamo trovare un'altra amichevole per la nostra prima squadra, benissimo, se no forse dobbiamo usare la seconda Coppa Italia per la prima squadra.
E è arrivato come ultimo giocatore annunciato questo Taylor, no? Sì, Sudafricano. sì. Ti piace? Sì, ho visto tutto il video, sembra molto benissimo in attacco, veloce, quindi sì, sono contento con cosa ho visto già, non vedo l'ora per incontrare, sì. Ecco, quindi viste le caratteristiche di questo mediano di apertura, ci immaginiamo una squadra che abbia voglia di attaccare, no? In velocità. Ecco, ci spieghi un po' l'idea, game planner, no? Sì, ma non voglio dire... Spiegare troppo. No, sì, esatto, non voglio dire proprio del Il sistema. segreto. Sì, ma il nostro sistema nuovo sarà difficile per i ragazzi, ma dopo tempo sicuramente per me è una bella sistema, quindi dobbiamo pensare durante la pre-stagione per arrivare a High level. esatto, con fisicamente se arriva lì se possiamo fare il nostro sistema, penso Quindi sarà bene. dipenderà molto Certo, dalla sì, questione fisica. Sì, esatto. Anche dipende, durante la stagione il tempo è una cosa. Sì, sicuramente vogliamo giocare attacco, c'è un'opportunità, ma anche dobbiamo pensare intelligenti, è importante, non possiamo perdere la palla ogni volta con offload o qualcosa, quindi dobbiamo, importante, come ho detto prima, i nostri ragazzi dobbiamo imparare cosa facciamo in campo ogni volta in qualcosa specifico. Dare continuità, Esatto. no handling error. Esatto, sì. Ok, Sì, questo è sì, importante. per dare continuità. Dicevi di puntare, di entrare nei playoff in pratica. Sì. Quanto è difficile? Perché insomma è ben vero che squadre come il Petrarca Certo. hanno ridotto, no? Sì. Ecco, però ce ne sono anche altre, insomma. Sì, ma hai visto già l'altra squadra, Vicenza, Biella, loro sono forti adesso. Loro hanno preso Tanti giocatori, sì. Quindi sicuramente quest'anno sarà molto difficile. Ogni Partita. squadra, ogni partita sarà molto difficile. Quindi non voglio vedere troppo avanti per le top 4 o qualcosa. Voglio pensare ogni partita. Se improvare, giusto? Sì. Se improvare ogni partita, vediamo dove finiamo. Sì. Ecco, di questi 41 giocatori, 7 sono nuovi. Sì. Abbiamo parlato del ragazzo sudafricano. Poi c'è anche questa freccia nuova, David Luisato, no? Sì. Lo hai visto giocare recentemente ai mondiali in Georgia? Che idea ti sei fatto? Sì, lui è molto veloce, sì, lui gioca benissimo, quindi, ma non solo quello importante con il set nuovo, ma anche da continuare con i nostri ragazzi dall'anno scorso. Non voglio cambiare troppo cose importanti per stare insieme e vicino, sì, questo gruppo entrare, sì, sicuramente abbiamo una bella squadra per quest'anno. La mischia? Com'è? Sì, Perché si lotta, al di là del gioco, no? I due fondamentali sono, se tu mi insegni, mischia e touche, sì, ecco, che verrà diciamo gestita dal tuo collega. sì. Anche qui, insomma, che visione avete? No, il nostro touche l'anno scorso era forte, vinto tanto palla in aria, quindi sì, nostro avanti per me dobbiamo fare tanto lavoro in breakdown, per esempio. Breakdown, recuperare palla. Sì, ho visto il tempo era 4.5-4.8 seconda,
quindi è troppo poco. lentamente. Low result. Sì. Quindi sì, sicuramente dobbiamo fare più veloce nel breakdown, guarda la palla fisicamente, e quest'anno con il nostro sistema tutti avanti dobbiamo fare ogni posizione, non solo qualcuno per the carry o the breakdown o qualcosa, anche sì, cambio Insomma, tanto. mi pare di capire che tu vorrai un gioco molto veloce. Vediamo, speriamo, sì. Perché vediamo, insomma, punti a simulare, tra virgolette, il rugby internazionale, New Zealand. Sì, ma anche i nostri ragazzi non troppo grandi, quindi dobbiamo trovare un modo specifico per i nostri ragazzi, non un sistema che è benissimo ma non bene per la nostra squadra, quindi questo è importante. Tu da giocatore hai fatto il mediano di Ischia, Sì. e sempre tra i giovani, insomma, c'è un bellotto qui, Sì. e poi, vabbè, Fabi, Sì. tra virgolette il vecchio Fabi, e poi c'è Andretti. Sì. No, sono contento con tutti i 9 abbiamo. Sì, è bene per me per fare allenamento con loro, qualcosa specifico dopo l'allenamento primo ma anche durante. Anche nelle reviews per esempio, sì, sicuramente sarà difficile per loro, per ogni volta dico qualcosa per improvare, ma voglio tutti i ragazzi della nostra squadra per entrare a un livello alto. Non sono contento se continuare senza Progress. Esatto. E il ruolo di mediano di Ischia si è evoluto molto. Adesso tutti hanno come punto di riferimento un certo Dupont. Sì, ok. sì. Che più è un regista, però è uno che ha una forte personalità e poi prende la palla e va, no? Ok. Una volta i mediani di Ischia erano soltanto quelli che per primo prendevano la palla e subito la giravano al mediano di apertura. Sì. Adesso, secondo che tipo di rapporto deve esserci tra mediano di mischia e mediano di apertura? Sì, è molto importante questa relazione. Sì? Sì. Ma in generale, per me ho visto tutto partite l'anno scorso, non solo da 9 loro devono veloci mettere Subito. sì, anche le altre ragazze in ogni posizione. Quindi cosa ho visto l'anno scorso? Fisicamente siamo lì, ma nella testa forse un po', non voglio dire pigro, ma non penso veloce o senza la palla. Questa ruolo è molto importante. Non frego tantissimo con palla. Se fai un errore succede. Ma cosa fai senza la palla? Quanto veloce in piedi? Quanto correre per opzioni? Ok. Senza palla è molto importante per creare tante opportunità. Quindi se durante la stagione, se i nostri ragazzi puoi pensare così, è una passo avanti. Sì. In bocca al lupo. Grazie mille, grazie.